A Catania c'è un locale che in 10 anni ha visto soffiare centinaia di candeline, ballare intere generazioni, brindare ai traguardi più importanti. Sicilia Magazine oggi vi porta a festeggiare la nuova riapertura di Calù Eventi che si trova in via Messina 251. Un cambio d'immagine lampo, elegante e raffinato che segna l'inizio di una nuova stagione di eventi, mantenendo sempre lo stesso calore. Dietro questo progetto ci sono due giovani imprenditori che ogni giorno con tanta passione e tanta dedizione fanno quello che poi è il lavoro di Calù. Io e te Giovanni abbiamo portato avanti un'operazione molto coraggiosa, diciamo che per il periodo storico in cui ci troviamo non è per nulla facile, eppure ci abbiamo voluto credere e ci crediamo tuttora. Questo l'abbiamo fatto per ampliare gli orizzonti del nostro locale e dare l'opportunità a tutti di sentirsi a casa senza distinzione di età. Sponsor di questa riapertura due aziende, Miami e Compagnia Curiosi Incanti. Miami, Simona. La nostra realtà è una realtà difficile da sostenere, ma che non si pensava, ma a Catania sta funzionando davvero tanto. E sono tutti prodotti disegnati e creati e cuciti da noi qui a Catania, diventando un monomarca. La Compagnia Curiosi Incanti racchiude un mondo. Qui sono state fatte milioni di feste da Curiosi Incanti, possono essere bambini, amiche mie che si sono sposate, quindi matrimoni, lauree, battesimi. Diciamo che è una realtà bellissima fatta da professionisti ed oggi a Catania ce n'è davvero pochi. Calù è uno scrigno di ricordi, è un luogo in cui si spegne la prima candelina, si brinda ai 18 anni, si festeggia una laurea o si celebra l'amore con amici e famiglia. È lo spazio dove ogni occasione diventa speciale, perché è pensato per accogliere tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai neonati ai nonni. E anche per loro, per i più piccoli, c'è una zona playground, curata nei dettagli, perfetta per il gioco, ma con stile. Addio ai colori vivaci che per anni hanno fatto da cornice a balli sfrenati e torte colorate. Oggi Calù si presenta in una veste più matura e raffinata, un cambio immagine realizzato dallo studio Puleo, con tonalità neutre come il bianco e il calore del mattone, un ambiente che sa essere accogliente e chic senza perdere un briciolo della sua anima festosa. Insieme a me Alessandro Idonia, di solito intervistato in qualità di attore, ma questa sera invece in qualità di papà e cliente affezionato di Calù. Alessandro, perché hai scelto Calù? Ho scelto Calù perché è una realtà di quelle vere, belle. Poi voglio dire, lui si è trovato benissimo. Come ti chiami tu? Lorenzo Idonia, e ha festeggiato il suo primo compleanno, aveva un anno, l'abbiamo festeggiato qua dentro. Tra l'altro io ho un ricordo bello e brutto, non per la location è bellissima, ma perché io ero stato appena operato, che mi ero fratturato la clavicola, quindi meno male che c'è stato Calù che ci ha risolto tutti i problemi, ha pensato tutto Calù. Io sono arrivato tutto ignissato, feci una festa, è stato veramente... Grazie Calù. Una festa organizzata a 360 gradi. Anche a 465. Da oggi il nuovo Calù è anche il vostro, cambia l'immagine ma rimane sempre la cura di chi ama cucire gli eventi su misura per voi.